Ah, bene, allora siamo al termine di questo pareggio che sta molto stretto la credenza perché avete attaccato tutta la partita, subito questo gol su punizione nell'unico tiro degli avversari, poi avete avuto la caparbietà, la voglia di riaprirla, poi avete provato in tutti i modi anche a fare il gol della vittoria, non è arrivato. Sì, oggi diciamo che rispetto all'ultima gara abbiamo veramente dato tutto e peccato è andata così. Il secondo tempo penso che abbiano fatto un tiro in porta, questa punizione. E in questo momento va così, ma noi siamo positivi, ci stiamo allenando alla grande, orecchie tappate e via. E si marcia avanti, e il campionato è ancora lungo. Certo, le partite cominciano a diminuire, come è normale che sia, però noi ci siamo e ne verremo fuori sicuramente alla grande da questo momento, diciamo un po' così negativo, ma noi ci siamo e come gruppo squadra siamo uniti e siamo pronti già ad affrontare già da mercoledì, c'è già un impegno importante e quindi ci siamo. Di partita lì davanti che partita è stata? Hai avuto qualche occasione, una per poco non hai agganciato il pallone, un altro una bella parata di Kraber anche se poi c'era il fuorigioco. Sì, sì, fuori gioco. No, no, beh, purtroppo non mi stanno capitando occasioni, tranne Camisano mi sembra in casa, poi non ho avuto grandissime occasioni in queste partite, ma ci sono i momenti e momenti, e a volte bisogna lavorare solo per la squadra e poi il gol arriva e poi noi abbiamo un obiettivo, quindi il gol l'importante è che venga da qualsiasi tipo di giocatore e dobbiamo essere insomma pronti a farlo quando c'è l'occasione e non è che deve segnare per forza Florian. Però arriverà, spero, anzi, lo spero prima possibile. Oggi ha segnato Tobanelli, direi anche un gran rigore perché il portiere aveva indovinato l'angolino, però gliel'ha messa proprio a fil di palo, quindi imprendibile. Sì, sì, l'ha calciata bene Toba e dai, è andata bene così. Peccato per altre mezze occasioni che ci sono stati in area di rigore, però insomma è andata così, abbiamo dato tutto, quando si dà tutto siamo sempre stati un po', siamo un po' rammaricati, quello sicuramente in spogliatoio c'è stata veramente molta delusione, i primi a essere delusi siamo noi, però ripeto, adesso c'è un'altra partita mercoledì e quindi via, si gira pagina e bisogna essere pronti subito a riscriverne un'altra.